Buon pomeriggio cari amiche e cari amici della pallamano, cari amiche e cari amici di Padova e di Pontigna. E sigla di 6-3 in favore della Cassa Rurale. Ottima finta da parte della Gomez, bellissimo intervento dall'ala da parte di Romina Ramazzotti, che consente una seconda fase finalizzata splendidamente del Pontigna. Punizione, ancora tentativo. Comunque è riuscita a anticipare la nostra giocatrice e ancora una volta la Colloredo, non solo del mediano e dell'estrema di destra, Giocappa da posizione di pivot ma che è stato fermato. Vanessa Giocappa, ecco che rientra Francesconi ristabilendo un splendida parata della Ramazzotti che rilancia e riesce a siglare la 20ª rete. Quindi Cassa Rurale 20, Cassa Rurale Pontigna 20, Cellini Padova 11. Buon tiro da parte dell'Alessandra Bassanese, che però non trova la rete, mentre il tempo ha dato il cambio alla Ramazzotti. Ancora una volta siglare la 15ª rete, sempre con un'entrata fra primo e secondo. Questa volta la Eghianrua si invola e sigla per la squadra. Passaggio perso, palla persa in attacco, contropiede. E per vie centrali difensivo operato dalla numero 4. Ottimo inserimento, la partita è stata correttissima tra due compagini che si stimano. Bellissima parata nel frattempo di Giorgia Cialei, che però nulla può. Panayotova tenta di forza di siglare la 36ª rete, ma capovolgimento di fronte, questa volta in velocità. La numero 18 neoentrata